Mamma mia, che meraviglia. Assolutamente no, ma assolutamente no. Allora, andiamo con calma. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Ormai ci ho perso. Quelli di Paramount Plus, peggio che mai, peggio ancora. Non siamo esterofili, gli altri sono meglio di noi. No, no, no. Ognuno si prenda la responsabilità di come chiamate sto ragazzo. Ognuno se la prende. Mi hanno girato gli amici abbonati un video di un altro georgiano dove lo spiega proprio bene. Poi il nome significa Kvara is hot, è caldo, è bello forte. Lasciamo perdere. Tanto quelli il Paramount Plus lo chiama Simeone lo chiamava Simone, quindi non c'è speranza. Vi bacio, non vi ho appeso assolutamente, sarà però una live lampo, quindi se cercate di darmi tutti i like possibili e immaginabili, perché abbiamo fatto la storia, lo so, e questa è una di quelle giornate in cui si dovrebbe stare live per mesi e mesi consecutivamente, e invece purtroppo il che fare che non mi permette, anche perché è cambiato il fuso orario, non siamo più a -6, siamo a -5, quindi siamo molto più vicini alla mia serata di stasera e purtroppo lo devo fare, quindi non vi ho appeso e ringrazio subito Pavito con la sua donazione. Purtroppo non può seguire la live per via del che fare e nessuno può capirti meglio di me. Lascio il contributo per la storia del Napoli. Ora vediamo chi prendiamo al sorteggio. Grazie mille amico mio, grazie a tutti, vai coi like. Io mi sono permesso di chiederne 3000 sulla reaction e può essere perché poi la reaction se la vedono anche quelli che non sono iscritti, voi durante la live siete i miei eroi fedelissimi e andiamo bene. E di questo per esempio non riesco a leggerlo, ma vedo il cuore. Mister Spallettone, un monumento nel post partita. Allora, il post partita, io lo sapete, io vado alle mie serate musicali, accendo YouTube per sentire in macchina mentre vado e cerco di recuperare, ma voi potete già incalzarmi, così io sono già preparato. Per esempio il mio addetto stampa mi chiedeva, vedi se hanno tradotto bene le parole di Osimhen. Ovviamente non ho potuto seguire il tempo di fare la reaction, andatevi a vedere la reaction perché è commovente proprio, e vediamo, incalzatemi con tutte le cose possibili e immaginabili. Siamo ai quarti per la prima volta nella nostra storia, un bel Napoli, non il migliore della stagione ma comunque un bel Napoli. Mi è piaciuto tantissimo Politano, siamo nella storia, anche a me è piaciuto tantissimo Politano, non lo so se non è il migliore, abbiamo visto partite più brillanti sicuramente, ho visto a un certo punto Mario un po' di stanchezza, ma in questa stanchezza ho visto anche proprio il sacrificio. Guardate la partita che fa Di Lorenzo, guardate la partita che fa Lozano, lo stesso Lozano quando rientra, Politano ha fatto un partitone. Ho visto il sacrificio, e l'ho visto anche dopo il 3-0 onestamente, di chi non vuole lasciare niente al caso, niente. E questa cosa è commovente perché la forza, la tecnica, la bravura, tutto bene, però per vincere, per fare le cose storiche, i famosi destini forti, devi essere un uomo così, che non si risparmia, che dà tutto fino alla fine, e io l'ho visto, e oggi l'ho visto in particolare, oggi che con Juve non è facile, noi rendiamo questi avversari semplici, li rendiamo semplici, ma non è facile. In Champions League si mettono là, ti danno addosso, sono organizzati, studiano, hanno fisicità, non è facile, non diamo, tra l'altro poi c'è modo e modo di andare ai quarti, ma questo ne parleremo. Grande Napoli, che gol ha fatto, sì, bellissimo, è salito in cielo, è pazzesco proprio. 3 italiani ai quarti, 2 inglesi, una spagnola, una tedesca e una portoghese. Loro hanno giocato pure bene, hanno pressato fino alla fine, è vero. Sacrificio e capacità di gestire il campo e la testa, è vero.
Vittorio, avere 3 squadre ai quarti e vincere lo scudetto non ha prezzo, anche se in Serie A siamo scarsi e qua però venite a me. Se poi mi incalzate, venite a me, perché va benissimo, io sono contentissimo per il ranking, per il ranking, per tutto. Però l'Inter ieri quante, cioè, la traversa, la parata impossibile, gli stessi tifosi dell'Inter sanno che gli è andata proprio bene, e se avessimo parlato di un Porto avanti nessuno si sarebbe scandalizzato. Quindi va bene, va benissimo, andiamo avanti in Europa il più possibile, dimostriamo anche che quello che fa il Napoli lo fa dappertutto, mentre le squadre italiane stanno cercando di recuperare qualche briciola in Europa, perché in campionato non ce n'è. L'esterno di Lobotka, che emozione, ma quale emozione? No, Valenti, hai ragione, perché poi quel gol viene da quella cosa lì, viene da un passaggio che non si vede, non esiste quel passaggio di Lobotka per Politano, e poi Politano... Perché l'avversario ti studia e l'avversario tende a coprire il sinistro. Bravo Matteo, trovatevi un partner che vi ama come Valerio Fluido ama i cross di destro di Politano. Politano è un giocatore di calcio di Serie A, è un giocatore che gioca in nazionale, il destro non ce l'ha per scendere dal letto, può tranquillamente con tutta la calma coordinarsi e metterla bene anche di destro, e guardate che succede che l'avversario non ci arriva, non ti prende, e Osi con tutta la calma, perché anche la marcatura lì, se lui se la sposta sul sinistro e poi rientra, la marcatura su Osi diventa più azzeccata, perché i difensori guardano un po' Osi e guardano anche come sta arrivando il cross. Non se l'aspettava nessuno. Bravo Politano, bravo. Tifo Napoli da quando sono nato, ho vissuto la Serie C, la Serie B, ce lo meritiamo per tutta la nostra storia che è ancora da scrivere. Vero. Io vorrei il Benfica, mi affascina, mi gasa Napoli-Benfica, calcio spettacolo, e vinca la migliore. Adesso ovviamente, e qua se ne può parlare, adesso se ne può parlare, non ne volevo parlare prima, ovviamente dobbiamo considerare quelle proprio da evitare, Bayern, Real, City. Io eviterei anche il Chelsea, anche se ho sentito in giro il Chelsea quest'anno, hai capito, il Chelsea quest'anno tutto quello che volete voi, però hanno sempre dei campioni che ti possono risolvere la situazione da un momento all'altro. Quindi sono d'accordo Lady con Zielinski, ha fatto una super partita, guardatevi il pressing che fa dopo aver segnato il rigore, il pressing di Zielinski. Andatevi a vedere il pressing che fa Zielinski sul portatore di palla loro, e lì è commovente, ragazzi, perché io quasi da Lobotka me lo aspetto una partita del genere, però vedere quelli là più tecnici, anche Kvara che fa un recupero, Politano che non ha paura di tornare indietro, Di Lorenzo non te lo dico proprio, Mario Rui un partitone, i due centrali attentissimi. Se vi devo dire proprio la verità, ancora Anghissà onestamente non mi ha fatto impazzire, un po', capito, un po' in vacanza nel primo tempo, poi nel secondo tempo è cresciuto quando gli altri sono un po' calati, però da tutti gli altri ho visto un'applicazione veramente meravigliosa. Claudio, direttamente in finale non si può fare, ce la dobbiamo giocare. Meglio prendere un'italiana con il loro anticalcio, un'europea che gioca a viso aperto. Kines, io preferirei evitarle le italiane. Onestamente preferirei evitarle le italiane, perché ci conoscono a memoria e potrebbero provare una cosa alla Sarri, o come l'Inter comunque l'ha fatto e ci ha messo in difficoltà. Se andiamo a vedere con il Milan, sì, abbiamo vinto, però il Milan creò qualcosina più di noi. Le italiane possono essere una trappola tremenda, perché ti conoscono di più, non sono da sottovalutare, anche se in campionato sono molto in ritardo, non sono da sottovalutare, e ti possono creare dei problemi anche non giocando, anche il non gioco, e quindi vedi, non le vorrei, e quindi è meglio evitarle. Poi ragazzi, veramente una vale l'altra. Noi abbiamo fatto la storia oggi perché siamo andati ai quarti e non era mai successo. Storico. Se segniamo anche di rigore, amici Collini, gli astri si sono definitivamente allineati. Benvenuti nella storia. Grande Valeria, e giustamente anche il rigore. Mi ispiri anche a parlarne, Valeria, perché poi quel rigore non è bellissimo,
Caro Zielinski, non è bellissimo, perché io il rigore centrale lo apprezzo, però il rigore centrale non è facile, lo devi ragionare bene, perché se la tiri troppo forte il portiere non ha il tempo di distendersi completamente e te la può prendere con i piedi, quindi non la devi tirare troppo forte, a meno che non butti una bomba sotto alla traversa, e lì con le gambe non ci può arrivare sicuramente. Però così a mezza altezza, a mezza mediana non è proprio l'ideale, anche era un po' spostato verso la sinistra, insomma ci stava quasi arrivando. Continuo a pensare che con i rigori dobbiamo fare un po' di studio, però va bene. Meglio straniera, magari proprio il Real del calcio fluido ancelottiano. La cosa sicura, ragazzi, è che Spalletti studia. Spalletti è uno studioso del calcio e quindi non sarà sorpreso da nulla. Ha grandissimi collaboratori e si vede proprio, da come ha parlato anche Rachmani. Spalletti dice ai giocatori cosa fare, dove ci sono i punti deboli dell'avversario, e sta mentalizzatissimo. Sul 3-0 si grida, si urla e si sta attenti. Quindi quello che succede, godiamocela, perché un mini obiettivo era andare avanti in Champions League. L'Europa League è più bella, è più difficile l'Europa League. Invece, e l'abbiamo fatto. Adesso è tutto godersela, guadagnarsela, giocarsela, avere anche lo sfizio di sorprendere il mondo, perché poi una cosa è andare avanti con uno 0-0 streaming sito, e non mi rivolgo solamente all'Inter, perché poteva capitare anche a noi, era una serata particolare, non vorrei proprio toccarlo l'argomento, ma dobbiamo toccarlo l'argomento di quello che è successo in città. Starò attento con le parole, se no l'algoritmo mi frega, perché poi è come se la facessi io. se ne parlo, per come è strutturato l'algoritmo, è come se lo facessi io. Però si poteva anche andare avanti con uno 0-0 e nessuno avrebbe potuto dire niente, perché comunque è una serata particolare. Il Napoli finisce 5-0, 2 all'andata e 3 al ritorno, è bello così si va tosti, si dà una bella dimostrazione europea, si gode. Andiamo, volano tutti i messaggi. Sarò felice al 100% se gli faranno una bella multa cara a Francoforte con trasferte negate ai tifosi per i prossimi 2-3 turni europei, ma pur di più, Vittorio. Noi ci dobbiamo ricordare che questi è a Roma, nelle fontane, le cose, e hanno fatto quello che hanno fatto. A Barcellona pure pare che avessero fatto dei tumulti e delle cose. Fosse colpa no. Io vi ricordo che per quello che è successo sulla tangenziale, il Napoli ha avuto il divieto di trasferte. Se sono stati a casa gli ultra, non è che sono andati poi nelle altre città a creare problematiche. Poi si può parlare, il governo, le decisioni, hai fatto peggio, hai fatto meglio, li dovevi accettare e richiudere nello stadio, li dovevi non far partire proprio, quindi la colpa della Germania, una volta arrivati in Italia li prendi, li metti da una parte, tutto quello che volete voi, io la soluzione non ce l'ho, però non facciamo poi passare una narrativa sbagliata, perché ogni volta che succede una cosa qua, pugno duro, punizioni severissime, saremo irreprensibili perché queste cose non succedono. E ho sentito Ceppe riprendersela col Napoli. È una roba che non si può accettare, non si può assolutamente accettare. Pure a Marsiglia, vedi? Io poi non li posso seguire tutti questi non posso dire le parole che voglio dire. Pure gli atalantini hai capito? Dicono che c'era anche Salernitana, non lo so, non lo posso sapere, ma sugli atalantini siamo praticamente sicuri, perché sono gemellati e quindi hanno detto andiamoci, facciamo questa gita bella. Quelli del Feyenoord vennero a Roma a devastare Piazza di Spagna. Cioè, hai capito? Allora si porta poi una narrativa avanti dei tifosi italiani e napoletani che non mi trovo, veramente non mi trovo. L'esterno di Lobotka, ma anche il passaggio lungo a giro sul lato opposto di Kvara. Ah, bello, sì, Luca, quello che poi porta al cross di Di Lorenzo. Di Lorenzo, un altro assist. Marco Sellini, preferirei prendere il Chelsea, una bella rivincita. Ecco, la rivincita, sotto il punto di vista della rivincita, sì, potrebbe essere importante, interessante. Però io ho sempre paura, vabbè, ma comunque ragazzi, come leggevo, non è che poi andiamo a sottovalutare il Benfica, se esce il Benfica, che è quella che è un po' più, però anche loro hanno dato una dimostrazione di forza. Stiamo nei quarti,
Stiamo nei quarti. Se potevamo essere abbastanza felici dell'accoppiamento con l'Eintracht, potevamo uno sperare il Bruges, poteva sperare, ma siamo nei quarti. Quelli che sono arrivati nei quarti dipenderà tutto dallo stato di forma in cui si arriva, perché queste sono squadre forti, non scherziamo. Non si può dire buono, questo sorteggio è difficile. Siamo talmente forti che facciamo a meno dei gol su calci di punizione, che comunque servono, caro Francesco, serviranno un giorno. La partita di Gollini sabato ha fatto bene anche Meret, si trovava sempre in prossimità della linea. Amore mio, Enzo, non penso che sia stata la partita di Gollini a far bene a Meret. Meret, è giusta la tua osservazione, stava molto alto, chiamava il pallone ed aveva fatto delle uscite importanti, basse, alte. Non credo che però sia merito di Gollini che abbia fatto questo, e che Beret è in un momento di crescita anche lui. Tore Falanga! E comunque l'abbiamo sottolineata la grande partita di Gollini. Tutti gli onanisti da tastiera a chiamarci conigli perché non abbiamo saputo difendere la città aggiungendo violenza alla violenza. Ha parlato il campo. Come dicono qui in UK, all in your face, e questo si può dire, l'algoritmo non potrà fermarci assolutamente. Esatto, si dice anche qua si dice in faccia, non si dice grazie Tore. E io, quando poi il Napoli ha postato la formazione su Instagram, io ho scritto una sola cosa, ho detto fate parlare il campo e facciamo fate la storia, e si è fatto, si è lasciato parlare il campo con un Napoli forte, con un Napoli mentalizzato, con un Napoli che si è preso il pallone, possesso palla. Dovevano fare loro la partita, non glielo permettiamo. Non è che loro non la volevano fare, loro la volevano fare la partita, non glielo permettiamo. Ti pigli tu il pallone, ti devi difendere contro di noi. Che meraviglia. Andiamo a leggere anche Diego. Ragazzi, veramente sarà lampo, anche Guido ci verrà a trovare lampo, quindi se avete delle domande velocissime per Guido datemele subito, perché sarà proprio un lampo. Tra una ventina di minuti. Forza Napoli, squadra e città, storici viamo. Grande Diego. E non dico altro, e non ti dico altro. Come diceva Dottor Peppi, scrivi. Ranieri a Leicester disse: we are in Champions League. Siamo ai quarti, peace and love. Un'altra cosa, Di Lorenzo è capitano vero, veramente in campo proprio dare tutto, si vede. Io l'ho visto, la faccia un po' provata Di Lorenzo, tant'è vero che io nella reaction chiedevo a Spalletti a gran voce prima la sostituzione di Osi, perché il braccio, perché poi si fa male, sto male, il polso che è stato scarpesiato, sostituzione di Osi anche per dare un po' di soddisfazione a Simeone. Non è stata così, è arrivata tardi. Poi la sostituzione obbligatoria di Kim e di Politano, entrambi diffidati, e sarebbe stato sciocco con 4 gol di vantaggio perderli poi per il prossimo, perché da diffidati poi si azzera dopo i quarti. Quindi bene che sono arrivati Juan Jesus, perché poi Juan Jesus è stato ammonito per nulla, proprio appoggiato un pochino il gomito qua dietro, proprio per nulla è stato ammonito. Poi è chiaro, entra Elmas, entra Ndombele. Avrei voluto anche Beresischi in campo, perché ho visto Di Lorenzo, però Di Lorenzo fino alla fine in una santa pazienza ha rincorso, ha spinto, stava là, mamma mia. Lionar, sottolineare ottima prestazione di Ndombele, che ha giocato molto bene anche con l'Atalanta, lo vogliamo mettere titolare per Anghissà ogni tanto. Allora, ottima prestazione di Ndombele, io non ce la faccio a dirlo, poca roba proprio, poca roba, che lui ogni tanto riesce caracollando a superare un paio di avversari, lui la tecnica ce l'ha. Ottima prestazione di Ndombele, non ce la faccio, meglio benino con l'Atalanta, però quello che dici alla fine, lo vogliamo mettere titolare per Anghissà ogni tanto, io sono d'accordo, e se non è Ndombele è Gaetano, e se non è Gaetano è Demme. Io Anghissà lo devo vedere seduto in panchina una volta ogni tanto, lo devo vedere per principio, ma non solo per principio, ma anche in campo, perché se Anghissà poi ti garantisce delle cose, lo sappiamo, l'abbiamo visto, ad un certo punto si accende e fa la differenza. Però ci sono anche momenti in cui sembra di stare in uno in meno,
Poi dovete controllare però il lavoro sporco, i chilometri corsi da chissà, quelli senza la palla. E allora lì probabilmente Spalletti dice: lui mi copre quelle zone del campo, gli avversari non riescono a sviluppare, perché Anghissà è presente ed è una minaccia perché ti va a pigliare il pallone. Quindi sono d'accordo di ogni tanto far ruotare, dare un pochino di magari deve rifiatare pure mentalmente, non è stanco, è proprio non ce la fa più, ha bisogno di vedersi una partita dei compagni così. Capita. Però io lo capisco a Spalletti, è difficile toccare gli equilibri di questa squadra, perché finché va tutto bene, che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Andiamo avanti. Angela Torre, diamo un bel 7 a Meret. Sì, a via di Lupalone, che se avessero segnato che saremmo stati frutti, i frutti del mestiere. Fritti, ovviamente. Bene Meret, assolutamente sì. Me lo sono scritto, vedi, dopo Politano parato, dopo Osi parato, dopo Kvara parato, che avevano parato tutti e tre, quelli là, c'è stato Buco Meret, e lì che sarà importante, perché in quel momento si poteva creare un pochino. Poi Kvara parato di nuovo, e poi c'è il gol di Osi, e poi c'è il gol di Osi, e poi c'è il gol di Osi. Tenevo una brutta faccia, ragazzi. Di che state parlando? Della faccia di Osimhen? Secondo me Osimhen sta bene, non mi preoccupa. Se poi ha detto qualche cosa di clamoroso lo andremo ad analizzare, ma la faccia di Osi ha fatto una doppietta. Non riesco a trovare un problema, a meno che non ha già il contratto pronto da qualche parte, e quindi c'ha quella tensione che poi scaricherà tipo Lavezzi se dovessimo vincere. I mean, voglio dire, vinciamo, dobbiamo vincere, non c'è dubbio che vinciamo, e lo vedremo scaricare quando si vince. Però sì, me ne è stato chiaro, bisogna vincere e poi se ne parla. Quindi lui sta dando il massimo dell'impegno. Se poi ha un'offerta incredibile, io lo ringrazio e lo saluto. Non c'è altra soluzione per noi. Non c'è altra soluzione. Polly, fammi sapere i like. Live dal Maradona. Grandissima Polly, quindi non puoi controllare i like, sei grande, giusto ad esserci. Sorteggi venerdì 17. Complimenti alla UEFA. Alle 12, proprio perché la scaramanzia ce la siamo lasciati alle spalle. Va benissimo. Magari ai fatti suoi, l'importante è che stasera è stato per la squadra. Ha giocato benissimo, se al di là dei gol, ha giocato benissimo. Mi è piaciuto come è venuto incontro e ha giocato per la squadra. Domanda per te, per Guido: restare in Champions può essere determinante per non abbassare la concentrazione nemmeno in campionato? Buona domanda, me la salvo. Serioso, sì, secondo me sente che sta facendo qualcosa di straordinario. Ragazzi, comunque lui sta già qua da 3 anni, tutto quello che volete voi. 24 anni te un guaglione. Capita pure che magari tu c'hai pure una luna per lo mezzo, una luna storta, la bimba piccola che magari non gli ha risposto a un messaggio, ci sono troppe variabili della vita di tutti i giorni. Poi quando il pallone rotola, Osimhen fa il suo dovere, e quindi i sorrisi ce li prendiamo da Juan Jesus. No, Stagman, che al Torino pensi che farà il turnover? Non credo proprio. Faranno delle valutazioni sicuramente tecniche su come stanno, su recuperi fisici, ma non credo in nessun turnover. Ci può essere il famoso turnover, quello là, Lozano che gioca titolare al posto di Politano. Vediamo se Olivera avrà un'altra chance, se Mario Rui, perché Mario Rui al rientro potrebbe avere bisogno di un pochino. Ha fatto una grande partita anche Mario Rui, potrebbe poi al rientro, però non è che rientrava dall'infortunio, quindi dobbiamo vedere un pochino come Spalletti ha individuato. Ascoltatemi bene, perché poi noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo noi, il turnover preventivo. Spalletti ha studiato il Torino, Spalletti ha individuato i punti deboli del Torino, Spalletti creerà una formazione per affrontare il Torino al meglio, perché bisogna vincere tutte le partite possibili e immaginabili. E ringrazio Vittorio Penza. Stasera rinfrescati con una bella birretta, Vittorio, sei grandissimo, sei straordinario. Io andrò di whisky, se tu mi permetti, perché la birra mi fa ingrassare, ma va benissimo, non è che il whisky mi faccia dimagrire.
ma farò quanto di meglio. E mi ha fatto ridere il tuo messaggio per privato, perché anche tu come me, Paramount Plus, stava succedendo la disturbatissima, perché a un certo punto la Paramount Plus, dovete sapere che ha anche l'opzione multiscreen, che tu ti puoi guardare contemporaneamente le due partite in programma, e quindi c'era il Real Madrid con Liverpool e la... Però loro, quando fanno il multiscreen, alternano l'audio a seconda di dove loro credono che ci sia l'azione più pericolosa. Male proprio, ad un certo punto si è splittato lo schermo. Io avevo cliccato su Napoli, non avevo cliccato su multiscreen, e quindi c'è stato un problema tecnico gravissimo. E subito ho twittato come impiccioso e polemico come sempre. 206, Mauro, ma non esiste proprio, ma dove stiamo? Non parlo più. 300 like immediatamente. Tengo pochi minuti, mi faccio una bella scena muta con la tazza. Vai, vai. Scena muta. Bellissimo. È proprio la fiducia estrema. Saluti desde Venezuela, forza Napoli sempre. Emidio, un bacio. Buona partita di Zielinski, buona partita di Zielinski. Vai Vincenzone, vai, vai, saliamo, saliamo. Saliamo. Una critica a Spalletti la voglio fare io stasera, per fatto entrare i ragazzi, giovani scugnicci già sul 2-0 e non quelli di sempre. Ci può stare, Luigi, come discorso, eh? Un Gaetano che comunque gli fa piacere fare dei minuti, anche pochi minuti. È chiaro che Spalletti deve gestire, saprà lui quelli che sono proprio in un bisogno di minutaggio, per non perderli. Allora ragazzi, ragioniamo anche, cerchiamo di estendere, di alzare il livello. I panchinari, quelli che giocano di meno, ti servono anche in allenamento e devono andare forte in allenamento. Quando si parla di rosa lunga, la rosa lunga è che Di Lorenzo, quando va in allenamento, si scontra con Kvara. Capite quanto è allenante per tutti e due? È uno scontro importante. Allora poi servono anche gli sparring partners. Se Spalletti si rende conto che se non fa giocare Ndombele manco 5 minuti, poi nell'allenamento non performa manco in allenamento, vuol dire che in quello scontro a centrocampo magari si sono incontrati Anghissà nella partitina, Anghissà e Ndombele, e l'aria con l'aria. E invece no, devono essere performanti tutti. Quindi voglio immaginare che Spalletti avrà capito che Gaetano si impegnerà lo stesso e magari Ndombele di meno. Sono discorsi, sono tutte ipotesi che uno vuole fare. Io non voglio giustificare Spalletti sotto questo punto di vista, posso solo immaginare come si deve ragionare in un ruolo del genere, perché poi veramente si sta facendo la storia e non possiamo rischiare che ad un certo punto capita un raffreddore e c'è un giocatore, c'hai il sostituto che non ti performa perché ha staccato la spina. Capita, li conosciamo i polli di tutte le squadre, e quindi potrebbe capitare. Quindi io sono d'accordo con te, far fare minuti a Zerbina, Gaetano. Purtroppo secondo me Spalletti sa cosa deve fare. A Barcellona 2,50. Veramente non voglio uscirmene dalla domanda, anche Mike, voglio solo evitare cioè, allora io voglio evitare l'italiano perché ci conoscono a memoria, l'anticalcio, e vorrei evitarle. Voglio evitare Bayern, Real e City perché secondo me sono più forti di noi, anche se noi stiamo facendo delle meraviglie e quindi ce la giochiamo con tutti. Real, City, il Bayern hanno dato una dimostrazione di talmente tanta forza che preferirei incontrarle il più tardi possibile. Restano Benfica e Chelsea. Onestamente, per esclusione, anche il Chelsea con K2 mi fa proprio del male, quindi più in là possibile. Resta il Benfica. Dico che il Benfica è facile? Assolutamente no. Cerchiamo di capirci e diamo il benvenuto al Guido Gentile Lampo, anche lui.
Ah, si è sbarbato pure. È una pagina triste oggi. Lo so. Non possiamo far finta di nulla, non perché dobbiamo essere pesantoni domani tutto il mondo, come il New York Times mai ha dedicato articoli al calcio solo una volta. Quest'anno ormai il Napoli è diventato motivo di gioioso interesse e anche di analisi manageriale. Però quello che sta ancora succedendo l'estate di Napoli, perché alcuni delinquenti che poi dovrebbero essere tifosi di Napoli, ma sono delinquenti, hanno continuato a caricare adesso, cioè è una pagina veramente brutta e vergognosa. La chiudiamo facilmente perché è sbagliato poi strumentalizzare dal punto di vista politico qualunque cosa. Non conosciamo bene i piani, poi tra l'altro se uno accetta, e noi lo accettiamo con grande gioia totalmente, l'idea di vivere una democrazia, tu non puoi prevedere qualunque cosa possa succedere in qualunque via, no? Detto, quindi più di schierare mi sembrano 900 uomini, elicotteri, è un dispendio di forze anche economiche ingenti quello che si è investito oggi a Napoli, ma se poi a un certo punto delle persone vogliono fare casino succede, e questo macchia invece la parte bella, una qualificazione storica a Napoli. Qualche anno fa scrissi un articolo terminandolo con il paradosso di Zenone, perché mi dava fastidio questo fatto che se tu provavi a fare bene in Champions, poi in campionato facevi quinto, no, con Manzani, se uscivi dalle coppe perché dovevi cercare di recuperare la Champions, e quindi era una sorta di paradosso di Zenone, o fa l'uno o l'altro. Ho detto noi cominciamo a fare la stagione, a me sta bene fare un terzo posto, ma finalmente superare questo scoglio degli ottavi, stiamo stravincendo il campionato e su 8 partite in Champions League ne abbiamo vinte 7. Valerio, noi nell'era De Laurentiis il massimo delle vittorie che abbiamo fatto in Europa, però in Europa League, è 8. Poi non siamo mai andati sopra, solo una volta 6, sempre in Europa League, ma in Champions League non abbiamo mai vinto più di 4 partite. E questo fa molto ranking. Noi avremo un ranking ottimo, cioè non complessivo, perché poi ci portiamo anche delle bolle tipo l'anno scorso 9 punti, l'anno prima 10, però quest'anno mettiamo un punteggio enorme. Infatti io quello che chiedo, perché immagino sarà la curiosità, no, che becchiamo, di fare una sconfitta, un pareggio ai quarti, sarebbe comunque storico e sarebbe comunque un altro punticino, 1000 punti di ranking. Abbiamo raggiunto quella che è la nostra dimensione. Di tutte le squadre che sono rimaste, con l'esclusione del Manchester City, tutti hanno vinto, o più volte addirittura vinto la UEFA Champions League, 14 Real Madrid, non 6 il Bayern Monaco, che è la favorita. L'unica che non l'ha vinta è il City, ma ci sta arrivando vicino, no? Cioè, non l'ha vinta, quindi non ha il blasone, non ha l'esperienza, ma ormai se non è quest'anno sarà il prossimo. Lo sappia il Milan 7, l'Inter 3, il Benfica è vero non vince da tanti anni, ma il Benfica sta facendo il Napoli del Portogallo, sta vincendo il campionato, ha fatto un'ottima Champions League. Però se io dovessi, non mi piacciono poi quelli che fanno i finti sorteggi, se dovessi scegliere, gli uniche due che non vorrei incontrare sono le due italiane, il resto quello che deciderà l'urna, perché innanzitutto perché vedremo brutte partite, cioè vedremo partite italiane, invece almeno tu hai un respiro anche di gioco, non solo un fatto proprio di glamour internazionale, ma proprio di campo diverso. Quindi invece aspettiamoci barricate incredibili, e poi sarebbe abbastanza antipatico, no? Uscire, avere tutta la stampa, avete visto, poi non ci sono questi 24 punti dal Napoli. Proprio quello proprio già scritto, mamma mia. Già scritto. Quindi cioè, gli uniche due da non affrontare sono Milan e Inter, e gli altri sono tutte fortissime, dove per esperienza, blasone, potere politico, budget, sono tutte squadre al di fuori. Poi è bello giocarsela con la leggerezza, infatti le prossime 2 partite del campionato Napoli deve cercare di fare il massimo, perché poi sarebbe in una situazione ideale, no? E chiudo questo mio breve
spero non troppo noioso intervento, che nel centro di aprile tu hai queste due partite che non sono più ogni 15 giorni ma in una settimana, ma con un campionato che per te non è più stressante, mentre gli altri se lo devono smangare. E ricordiamo che per esempio Juventus e Inter ad aprile hanno anche la semifinale di Coppa Italia. Giusto. Guido, io ti ringrazio per aver detto quello che c'era da dire ed sei stato anche velocissimo. Prendo 4-5 domande proprio al volo ed è colpa mia, i ragazzi lo sanno che devo andare a lavorare. Restare in Champions può essere determinante per non abbassare la concentrazione nemmeno in campionato? Sì, però non voglio dare un'idea di messa o chi parte sconfitto, è una questione di coerenza anche con quella che è la mia filosofia non solo di vita, di vedere lo sport, che non mi ha fatto diventare famoso, qualcuno può dire, ma almeno con me stesso, no? La sfida, che non faccio figuracce, si procede per gradi. Cioè noi quest'anno abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, perché non abbiamo superato finalmente gli ottavi, abbiamo fatto 7 vittorie, ripeto, mai noi abbiamo superato le 4 vittorie, e 8 vittorie nell'epoca di ADR abbiamo fatto solo in Europa League quando fummo eliminati in semifinale, quindi Benitez. Ma nello stesso stagione noi stiamo facendo strabenissimo in campionato, quindi questa squadra noi possiamo solo ringraziarla, e tra l'altro sta giocando molto bene. Il Napoli ha quasi 3 gol di media in UEFA Champions League, dove tra l'altro ha una percentuale realizzativa superiore in campionato, 46 contro il 38 e qualche cosa, mentre ha la stessa percentuale difensiva. Quindi addirittura questa è una squadra che ha aumentato un po' la pericolosità e la precisione, quindi sta facendo molto bene, cioè dobbiamo dirlo guardando i numeri, guardando le emozioni che ci regalano. Viviamola con la gioia e la spensieratezza, ma anche diciamo con la sfrontatezza che ci deve accompagnare, però veramente senza questa tensione. Ragazzi, non cadete nel tranello che poi, se gli scongiuri fatti e gli allineati è delusione, il Napoli è favorita, perché non lo sei, su 15 parametri non ne abbiamo nessuno. Stiamo facendo una grandissima stagione, quindi vedete, manco più il campionato. Se fai vedere solo un grafico, quello in questo momento Spalletti, e chiaramente la stagione fortunatamente per noi non è finita, ha la media gol più alta di tutta il periodo. Ho saltato solo una stagione della Serie A di Aurelio, ma anche quella più bassa in difesa, quindi stiamo facendo bene, ragazzi, stiamo facendo che bello, questo è bello, questo piace sì, a me, quindi io non partirei, non è, a parte che avviene ad aprile la semifinale, no? Scusate, lapsus, i quarti di finale, potrebbe portare bene questo lapsus. Non è colorato perché insomma il risultato migliore, perché io spero addirittura di migliorarlo, no? Però per far vedere con i numeri, e parliamo di tutte le partite, quindi anche la sciagurata eliminazione con la Coppa Italia, Napoli ha giocato in questo momento 35 partite, questi gol realizzati, questa la media gol, questi gol subiti. Il maestro Sarri, che noi sappiamo è maniacale nella tenuta difensiva, al massimo, ed era stagione migliore fino adesso, è 0,81 in difesa, siamo a 0,68, ragazzi, blindato tutto, 2,48, quindi calma e gesto. La partita col Torino non c'è nessuno stress, no? Ma vincerla significa mettere l'altro colore, anche perché sappiamo ci sono 2 scontri diretti. La media scudetto massima adesso quota per l'Inter 86. Vogliamo essere generosi, che le vince tutte, un pareggio 84. Ragazzi, si è abbassata tremendamente per gli altri, quindi viviamo con gioia, sperando che poi il presidente nella UEFA non se ne esca con trovate, perché il Napoli Calcio non ha nessuna responsabilità di quello che è avvenuto oggi. Ecco, ovviamente rispondi perché sei connesso con gli amici bellini anche mentalmente. Ho bisogno di rassicurarmi, nel caso la UEFA sanzionasse per gli scontri, ci andremo sotto anche noi o solo la squadra degli mi sono, meno male, ho letto nel pensiero, non fate dire, però Guido ci aveva detto sperando infatti che non se ne esca con qualche trovata, perché ho detto non mettetemi poi nelle condizioni... Che poi le parole di Jeffrey non sono carine, no, non sono nelle condizioni di... Mi piacerebbe, no, farvi andare a letto tutti sereni
e poi domani dice partita a porte chiuse. Non lo so, quello che è successo è brutto proprio da un punto di vista innanzitutto per chi poveretto si è trovato, che si è chiuso in un negozio, per chi ha avuto la macchina rotta, Mamma mia. quindi è una pagina bruttissima. Valerio, io ci siamo premuniti di chiamare i nostri cari e dire non vi fate una passeggiata oggi, e questo è anche triste, no? È Non lo tristissimo. sappiamo. Io allargo anche ai turisti, no? Il famoso indotto che si parla a Napoli che vince, porta anche questo. E poi devono vedersi una Guardate, città in guerriglia. per darvi una immagine, questa c'è un'altra domanda gioiosa, no? Per puro caso sempre l'algoritmo, sono comparsi dei video sempre di questi tifosi che vengono da fuori, e c'era non so se un papà o un zio che ha portato una ragazzina di 12 anni a vedere Napoli-Atalanta, e vedevi l'emozione di questa ragazzina la prima volta, San Paolo Maradona, no? Ma questo dobbiamo vedere, no? Il tifo, ricordiamo quel bambino che piangeva, quest'anno i bambini gioiscono molto anche oggi, quindi sono state più le gioie e le emozioni delle lacrime. Il Napoli sta avendo un indotto come San Paolo Maradona, e quindi anche dal punto di vista poi turistico di tantissimi tifosi che napoletani, anche non, no? Perché vengono anche tifosi inglesi, no? Quello che fece tante, pensate tutti, ormai ogni partita ci sono tifosi dalla Georgia, cioè fisso, no? Vengono inquadrati perché si mettono tutti la maglietta con la bandiera, no? Pensate a Kim, cioè, ma noi vogliamo questa gente che riempie lo stadio, no? E che poi vada in giro per la città e rimanga incantata dalle bellezze architettoniche, no. Quindi è una brutta pagina che noi non nascondiamo, Esatto. però non fomentiamo, perché non abbiamo gli elementi necessari per poter dire. Non sappiamo, per chiudere, quello che può decidere Ceferin. Ricordi logica, il Napoli non ha nessuna responsabilità. Lui però ha detto che vorrebbe pulire in futuro le società che non consentono, e anche lì se c'è una prefettura, no? Che comunque ha un valore legale, ricordiamo che dipende dal Ministero dell'Interno, no? Guido, per chiudere con una nota, proprio l'ultimissima, per una nota felice, sì, bellissimo Lobotka anche stasera sontuoso, e sottolineiamo il rinnovo di Lobotka, che secondo me è una di quelle notizie ottime per il Napoli del futuro. Ma non solo, chiaramente il passaggio di quell'esterno ad aprire sembra un sonetto di un poeta del dolce stil nuovo, cioè siamo ad alti livelli, ma la cosa interessante è che ha tolto dall'azione tantissimi giocatori, quindi non è solo bello vedersi, e l'ha messo sui piedi sulla corsa di Politano, che accrossa quello che io dicevo quell'anno. Io mi aspetto che lui lì può diventare veramente più pericoloso. Ha messo fuori gioco tanti difensori dell'Eintracht. Una partita giocata con intelligenza, con voglia, prima a piccolo trotto, poi piano piano sfiancare l'avversario, perché poi parliamo anche di calcio. Da un punto di vista calcistico è solo questione di gusti, no? Se Kim avesse fatto quel gol, mamma mia, cioè un anticipo imperioso, se ne va in percussione. Ci sono stati in tanti momenti, sportivamente parlando, molto belli. Ragazzi, il gol di Osimhen sembra facile, ma se vedete il replay dalla ripresa frontale, cioè lui con la testa va parecchio sopra la traversa. Sì. Quindi ci sono tantissimi si chiamano still life, no? Quella non natura morta, che è la traduzione, diciamo, quindi tantissime postcard, no? da immortalare, e questa è la parte bella. Vediamo quello che succederà. Sportivamente è un grandissimo traguardo, e io che sono storico, e soprattutto noi, perché attenzione, per cui dice potevamo passare pure col pareggio, no, perché noi oggi abbiamo ottenuto il massimo, anche come i 2 punti o 2000, se mettiamo i decimali, punti di ranking,
anche con una sconfitta 1-0, cioè il Napoli passava. No, cioè, io volevo la vittoria, ve lo dissi nell'ultima diretta, ragazzi, io voglio la vittoria. E Spalletti, quando in conferenza lasciamo andare Valerio sul lavoro, io a preparare i miei ha detto no, ma noi dobbiamo vincere. Detto, siamo perfettamente in sintonia, si doveva vincere, si è vinto e adesso si deve fare molto bene col Torino, perché non si deve lasciare nulla, anche perché poi c'è la pausa delle nazionali, mica possiamo stare 15 Dove giorni. Di Lorenzo si riposerà sicuramente. Sicuramente. Signore e signori, io ringrazio infinitamente Guido Gentile. No, grazie a voi, un abbraccio a tutte le amiche Bellini e gli amici Bellini e godiamoci il percorso. Mi sembra che è una buona filosofia. Sì, sta funzionando. Ringrazio Guido, ringrazio tutti voi ragazzi, mi dispiace dover scappare, ma purtroppo lo sapete, poi il traffico e le cose, io devo andare comunque piano. E vi bacio fortissimo, recupereremo questi discorsi, leggerò i vostri commenti, lasciate i like finali. Vorrei anche fare questo, amico mio, però per una serie di cose, proprio per non, perché poi pure se è armi, proprio forse, e lo so che fa molto vittoria con i tedeschi perché ricorda poi ovviamente il mondiale dell'epoca, però evito proprio perché è meglio evitare e abbiamo fatto parlare il campo, non facciamo parlare nemmeno il basso. Da New York, Valerio Fluido e tutto, faccio il finale, non faccio la finta